l'ambizione, la forza di voler a tutti i costi raggiungere i propri obiettivi. Questo metteranno oggi in campo la Pisana Calcio 8, padrona di casa in maglia nera, alla vostra destra il Cottini Staibano Gome, la terza forza del campionato di Serie A della Lega Calcio 8, che giunge alla 19ª giornata dopo il big match con un'altra grandissima gara da gustare. Formazioni che si presentano con moltissimi effettivi per una sfida che, quasi quanto quella precedente, che era strettamente riguardante squadre che si giocavano la vetta della classifica o quasi, qui siamo un pizzico sotto, perché il Cottini Staibano Gome sta vivendo un grandissimo campionato di vertice, giunto al 12° risultato utile consecutivo con 6 vittorie in fila. Oggi si presenta in casa della Pisana Calcio 8, che qui sotto a proporre il tradizionale solito saluto di rito e di gruppo. Andiamo a leggere quindi le formazioni, partendo dalla formazione ospite del Cottini Staibano Gome, che schiera il numero 15 Antonini, 8 Croce, 10 Capitan Dorazio, 3 De Vecchis, 5 Fratini, che non parte titolare bensì è in panchina. In porta c'è Alberto Galassi, il numero 12 il secondo portiere Nicolas Gepi, 19 Andrea Navarra, 7 Pascucci, 4 Petricca, 24 Tajani, 6 Valeriani, 16 Matteo Vincenzo, 17 Federico Volpi, 20 Luca Vulpiani. Risponde la Pisana Calcio 8 con il numero 8 Ammassari, 6 Cervini, 14 De Bernardo. In porta 2 Esposito, 15 Ferretti, 12 secondo portiere ma senza numero in panchina Marco Filonardi, 9 Giordano Meloni, numero 16 Pace, 7 Manuel Pagliuca, 13 Piccolo, 11 Ricci, 14 Scerrati. La partita nel frattempo è iniziata, il primo possesso è per il Cottini Staibano Gome, che si presenta qui al Ciriaci da terza forza del torneo, dopo aver superato nell'ultimo turno il Checco dello Scapicollo, appunto sul podio. Pisana Calcio 8 che invece viene da 2 sconfitte consecutive contro Cotton Club e Golbet Calcio 8, che hanno animato l'incontro che poco fa ha dato la vittoria alla squadra di Pinne Giuseppucci, che vola a +7 sulla Golbet, e contemporaneamente alla Stella Azzurra, altra sfida di interesse per tutte e due le squadre, è Roma Calcio 8 Checco dello Scapicollo. Qui Dorazio subito a provare la conclusione dalla distanza, interviene poi un attaccante della Pisana Calcio 8, Dorazio ancora in pressione sulla sinistra, vola però la Pisana fino a un certo punto, da dietro l'ottimo intervento da parte del numero 20 Vulpiani, che la porta e scambia, aprendo poi qua a sinistra in maniera ariosa, c'è il cross dentro lungo e la deviazione da parte del numero 10. Direttamente in calcio d'angolo c'è un errore sulla lista consegnataci per quanto riguarda il numero 10 della Pisana. Calcio d'angolo per il Cottini, lo batte a rientrare lungo dove nessuno però può intervenire. Diamo attentissimi osservatori in campo naturalmente Staibano e Fratini. Questa è una partita molto importante per il Cottini, che sembra essere chiamato praticamente ogni volta ad un nuovo esame, ma che ha già fatto abbondantemente vedere in quest'ultimo scorcio il grande processo, il grande andare avanti in maturità per quanto riguarda una squadra che anche su questo campo viene naturalmente a fare il suo gioco. A centrocampo Croce, qui a sinistra Vulpiani, rasoterra per una giocata buona all'indietro. Croce ha provato l'intervento difensivo del numero 10 e palla poi a destra, giocata lunga, l'anticipo ma solo per un attimo, poi provano a lottare in 2 sul pallone, c'è l'intervento di Dorazio, calcio di punizione, chiede scusa all'avversario Capitan Dorazio. Fallo che ci stava tutto, siamo ai primi minuti di gioco, intervento che non è passibile d'ammonizione secondo l'arbitro. Ricci ha giocato vicino a sé per un compagno, ancora in avanti, poi Dorazio in palleggio, bravo Dorazio che se ne va in un fazzoletto ed è trattenuto, calcio di punizione. Dorazio lo batte velocemente, Croce, il metronomo del Cottini, dietro per il numero 15, ancora Croce. Antonini va da Vulpiani, sale Vulpiani,
Dorazio. Dalla media distanza Dorazio, appoggia corto, azione ottima del Cottini davanti. Dorazio con deviazione, poi Croce con esperienza sulla pressione lunga di Meloni, torna indietro da Galassi che rinvia, largo qui a sinistra, dove Ricci controlla e tiene in campo il pallone, servendolo però praticamente a Croce. Croce che sale, ha spazio per la progressione, a sinistra poi il numero 24 Tajani come al solito molto rapido, messo giù, probabilmente resiste ancora, Tajani rasoterra dentro e la Pisana si rifugia in calcio d'angolo. Giunge Piccheri a studiare da vicino una delle prossime avversarie del suo Cotton Club, quando il Cottini gioca fuori una buona palla per Dorazio che se la sposta, Dorazio dal limite e l'intervento difensivo a salvare la Pisana che va a lunga in contropiede, occhio a Meloni, Galassi mette a terra. Buona azione lunga della Pisana, tutta in verticale in due passaggi verso l'area di rigore del Cottini che aveva ben battuto un calcio d'angolo, qui perde malamente palla, Meloni! Galassi è battuto, il gol di Meloni è l'1-0 della Pisana calcio 8 che fa esplodere la panchina di Di Pasquale. Davide chi è il 10? Lo so. Il numero 10 della Pisana calcio 8 Pace, prima l'abbiamo erroneamente nominato, il gol invece è stato di Meloni che tutto solo è stato liberato da una grande disattenzione, se non andiamo errati, di Antonini. Ora il Cottini che è abituato comunque a giocare gare senza scomporsi, non deve farlo qui al Ciriaci. Croce, Tajani, Croce, la porta lui, il filtrante è ottimo per Tajani, leggermente lungo, ma Croce fa vedere tutte quante le sue qualità, in calma, tranquillità e in geometria in mezzo al campo, autentico faro di questa squadra condotta in panchina da Pietro Filoso che è attento osservatore. Ora qui sulla fascia di Ricci, il velo a liberare Meloni, l'uomo che ha portato in vantaggio la Pisana calcio 8 che qui può andare sulla sinistra, parte il tiro, Meloni che non riesce nell'appuntamento con la ribattuta e poi a centrocampo si ricomincia. De Bernardo va da Pace, Croce, 14 naturalmente Scerrati ce l'hanno segnato come De Bernardo sulla lista. Dorazio fa scorrere, Croce anche, Croce poi De Bernardo, stava per sfuggirgli il pallone, lo recupera velocemente, lo rimette però su Antonini, Cottini che è salito di baricentro ora, Tajani va a lungo da Dorazio, finta di corpo, non ci casca Pace, calcio d'angolo. Questa è un'altra grandissima gara, se abbiamo assistito prima a un big match, questo non può essere da meno per qualità dei giocatori in campo, anche se Antonini qui lascia molto a desiderare col suo tiro direttamente fuori. Pisana che reimposta a partire da dietro. Cervini può salire quasi senza pressione, arriva ora da parte di Croce, infatti si va da Ricci. Scerrati, Ricci torna indietro, Pisana con pazienza a cucire la manovra, Cottini che attende fino al barcare della metà campo per poi salire con la pressione, qui un lancio lungo nella terra di nessuno, quindi potrà andare direttamente alla rimessa laterale Mattia Petricca. Intervento falloso su Federico Volpi, calcio di punizione per il Cottini dalla propria metà campo. Sta un po' tardando forse la reazione da parte dei ragazzi di Staibano che comunque non stanno perdendo la calma in campo, non stanno perdendo soprattutto gli assetti e continuano a giocare la loro partita qui al Ciriaci quando siamo giunti circa all'8° minuto e 30 secondi. Tajani, Vulpiani, da Antonini, Croce, di nuovo Antonini, lungo cambio di gioco, Dorazio ringrazia, è sbagliato da parte del numero 15 che deve un po' assestare la mira delle sue giocate. Meloni accorcia la squadra con Scerrati che vuole la rimessa laterale sul petto, invece lunga per Meloni, il colpo di testa del più alto Vulpiani e Pace che fa scorrere per la rimessa dal fondo di Giuseppe De Bernardo.
È una grandissima sfida anche tra due assoluti numero uno del ruolo. De Bernardo in porta per la Pisana, Galassi in porta per il Cottini Staibano Gomme. Prima c'erano gli altri due portieri più forti del campionato in campo, Santarelli e Opara. Oggi davvero kermesse di numeri uno in tutti i sensi qui al Ciriaci. Volpi. Antonini a sventagliare, dove Dorazio deve combattere con Ricci che vuole tenere fisicamente. Dorazio riesce a toccarla. Pace non rischia, incombe Antonini, la giocata in verticale, poi dal limite il sinistro. Alto sulla traversa da parte del numero 17 delle Cottini, Volpi. Top player nell'ultima gara, Federico Volpi, che è bravo nel giocare praticamente a tutto campo, a non dare punti di riferimento agli avversari ed attendere il momento propizio per colpire. L'ha fatto tante volte in casa per il Cottini. La Pisana che ha cambiato tanti uomini nelle ultime gare, qui continua a impostare con Cervini il tiro addosso a un avversario, prova a correre sotto la nostra postazione Tajani, ma il secondo rimpallo lo sfavorisce andando direttamente da De Bernardo che ha già rimesso su Pace. Ora Cervini, il giovane Cervini da Ricci, corre Ricci ma Volpiani di testa anticipa secco, Scerrati da fuori, la conclusione è troppo strozzata. Ritmi alti in questo avvio di gara, ma è alta la posta in palio, è normale che le squadre cerchino di dare sin dall'inizio il proprio meglio. Antonini, Croce, sbaglia l'assistenza Volpi stavolta con calma olimpica Pace. Cervini, Ricci e ancora Pace. La Pisana ha pazienza in difesa con la propria prima linea imposta in orizzontale, poi verticalizza, scusate, su Meloni che scivola. Galassi può ridare a Vulpiani. Vulpiani da Croce, porta palla Croce, torna da Antonini, la difesa 2 del Cottini che vuole scivolare lungo la fascia destra dove si è abbassato Dorazio, si torna indietro. Il lancio in verticale, scende Piccheri nel frattempo quando Vulpiani si porta fuori il pallone. Rimessa laterale per la Pisana, serve un po' una scossa in questo avvio al Cottini, che ha creato dalle parti di De Bernardo ma che timidamente attacca soprattutto sulle fasce, dove invece abbiamo visto la squadra di Filoso in tutte le gare che hanno costruito questa splendida striscia di 12 risultati utili consecutivi. Giocare alla grande sulle Pisana, sulle fasce corre invece, scusate, la Pisana. Qui il cross è però sballatissimo da parte di Ammassari. Fallo laterale battuto. Croce, di gran lunga il più cercato dai suoi. Croce a pochi sbocchi, Dorazio si è abbassato del cerchio di centrocampo e ha ceduto per Antonini. Palla che passa fino a un certo punto, Antonini, poi il lancio dentro, De Bernardo la attende tra le mani, Volpi era nei pressi. Pace. Pace. Cervini. Pace. Largo a destra su Ricci. Il lungolinea è stoppato da Tajani. Antonini rischia, costringendo Vulpiani a mettere palla fuori. Ha subito fallo poi l'alto centrale del Cottini Staibano Gomme, che se la ride e si rialza. C'è da spostare una macchina, è dell'allenatore della Pisana Calciotto che non ne vuole proprio sapere però di abbandonare la propria panchina. Sale Croce, Dorazio, Antonini, di nuovo Antonini, il suo destro è pretenzioso dalla distanza ma è sintomatico di un Cottini che non riesce a trovare i varchi che trova di solito. Sta studiando probabilmente il piazzamento della difesa della Pisana, che non fa una piega quando i ragazzi in maglia rossa impostano e che riesce ad andare bene soprattutto quando centra l'azione dalle fasce, come in questo caso in cui Ricci entra, il miracolo di Galassi. Cartellino giallo.
ma l'arbitro ha fischiato fallo prima del tiro in scivolata di Ricci. Calcio di punizione dal limite per la Pisana, calcio a 8. Le indicazioni addirittura dalla porta da parte di De Bernardo, che esperto nel ruolo vuole cercare di fornire qualche indicazione ai propri amanti per beffare Galassi, che è comunque una bella gatta da pelare da quella distanza. Arriva ora il fischio. Il destro direttamente sulla barriera, poi la palla è ancora buona in area di rigore, un altro tiro. Fuori, Galassi vuole sbrigarsi a rinviare, ma nessuno dei suoi è andato ad attaccare con ferocia la metà campo, deve quindi ricominciare dalla veloce Tajani qui sulla sinistra. Tajani ha un buon lungolinea su Croce che fa proseguire Volpi. A rientrare Volpi da Antonini, gioca a destra per un compagno di squadra, ancora il numero 15 Antonini. Il corridoio cercato dove incombe però la buona guardia difensiva di Pace che costringe Galassi all'uscita e al campanile direttamente a centrocampo. Croce con uno stop straordinario, la palla che rimane lì, l'intervento di Pace, che giocata di Croce a centrocampo però. Ricci, intervento deciso di Tajani, solo fallo laterale. Si lamentava in qualche modo Scerrati che però ha già guadagnato la sua posizione qui sulla destra. Il gioco è a sinistra, palla verso Meloni, ancora una volta anticipato da Vulpiani che sembra aver ripreso dopo un paio di occasioni difficili da interpretare all'inizio le misure, così come un Cottini che prova a distendere la propria manovra. Ancora sul numero 20 Vulpiani. Antonini appoggia a Croce, trama troppo elaborata, deve intervenire Volpi, la tiene Cervini, poi Scerrati, è scivolato Tajani, scusate, quindi Ricci. Ha cambiato gioco su Ammassari che ha spazio per correre, il veloce Ammassari, la sovrapposizione, la palla dentro ancora per lui, troppo veloce anche per il pallone che gli era arrivato. Buona azione della Pisana qui. Vieni Lucio! Sale il Cottini sulla destra. Vulpiani, Tajani, con pazienza da Antonini che quasi raggiunge il semicerchio di centrocampo, va da Capitan Dorazio che subisce fallo da Scerrati. Dorazio batte velocemente, Croce gli rende il pallone, giocata di Dorazio che prova a andarsene anche a un altro avversario e Ricci, ottima la sua opposizione, la grinta di Tajani che vuole più velocità da parte dei compagni nell'andare a contrasto. Galassi ha rinviato, la palla che rimbalza, lunga De Bernardo, un miracolo ed è la rete però sulla ribattuta, segna il capitano, gol di Dorazio. La prima l'aveva presa non si sa come De Bernardo, nulla poteva sulla seconda, 1-1 Cottini. Che bella partita anche questa, il Cottini l'ha rimessa in piedi, la Pisana la stava ben giocando, non stava facendo una piega la squadra di Filoso in possesso palla, quella di Di Pasquale attaccava con coraggio sulle fasce ma è stata punita da un lancio forse un po' casuale che è rimbalzato verso l'attacco dove Dorazio attendeva. De Bernardo davvero non sappiamo come abbia potuto prendere il pallone dopo quel rimbalzo, glielo chiederemo verosimilmente a fine gara se ce lo concederanno, ma la Pisana attacca a testa bassa ora. Il tiro da fuori di Meloni col sinistro è parato da Galassi. Tajani, pressione di Scerrati, Tajani deve tornare da Luca Vulpiani, rasoterra in verticale, Dorazio che si è preso sulle spalle i compagni come al solito, va da Croce, di nuovo Antonini servito dalla sinistra, il velo lungo ma la palla direttamente rimessa dal fondo.
Stavolta nessun problema per De Bernardo, per una difesa della Pisana che non aveva concesso nessun varco, se non su quel pallone forse un po' casuale, ma l'attenzione deve essere sempre altissima quando si affrontano i giocatori motivati, giocatori pronti fisicamente e mentalmente, come quelli del Cottini. Pace. Cervini è andato da Ammassari, che vuole la lunga sovrapposizione di un compagno, che rimane invece lì. Vuole uno scambio, poi ancora Cervini. Si torna a sinistra. Ammassari, stop e mancino, Galassi in qualche modo. Vulpiani poi, il Cottini che esce con un disimpegno forse troppo elaborato. Allora dalla gran distanza Ferretti, un paio di finte di Ferretti. Dorazio pressa come un indemoniato, allora si torna da Pace, Scerrati. Cervini. Osserva i movimenti davanti dei compagni, ma sceglie ancora vicino a sé Scerrati, che va da Pace. Non s'alza la pressione del Cottini, che vuole controllare tutte le linee di passaggio. Allora Scerrati da fuori. Da lì sa far male il numero 14. Applaude probabilmente la mentalità ferrea dei propri compagni Antonini, che di fronte all'irretente possesso palla della Pisana comunque non sbagliano la scalata. Qui fa una grande sponda Volpi, Tajani prova ad arrivarci, poi si complica un po' in difesa la vita alla Pisana, che ne esce bene. Scerrati può spingere, il contropiede di quelli di Di Pasquale. Ammassari, la porta corta, Tajani deve tenerla dentro, lo fa tornando verso il proprio corner, chiudendosi un po' in un imbuto. Tajani non ne esce, fallo laterale per la Pisana. È servito lontano Cervini. Si avvicina al centro Cervini, va da Ammassari che appena l'occasione calcia, ma è poco coordinato anche stavolta. L'espressione dalla panchina che riusciamo a scorgere dalla nostra postazione di Filonardi la dice tutta. Da portiere sa che per segnare da lì a Galassi serve davvero un intervento un tiro straordinario. Mettiamo un fallo che non c'è e Federico Volpi. Rimessa laterale per la Pisana. Filoso osserva i suoi andare in pressione su questo pallone che la Pisana ben gioca, però in difesa. Antonini rinviene, Tajani al volo, Volpi non può arrivare, quindi De Bernardo. Pace. 2 minuti e mezzo al termine della prima frazione più eventuale recupero, quando Ferretti sale. Il parziale è di 1-1 in una bellissima gara qui tra Pisana Calcio 8 e Cottini e Stebano Gomme. È la 19ª di Serie A della Lega Calcio 8, è la 4ª di ritorno, quando la Pisana rischia un po' con qualche errore di grammatica. De Bernardo stavolta bene. Ferretti stoppa malamente un pallone, Dorazio, non c'è fallo. Ferretti di potenza, Ferretti la porta da Ricci, ma è bravo Tajani a rinvenire in qualche modo. Cervini, pressione di Croce, lunghe leve per Croce che rimane nei pressi, va a pressare tutti. In grande forma il numero 8 del Cottini, che costringe qui, grazie anche all'ausilio di un po' di imprecisione della Pisana, a un fallo laterale quelli di Di Pasquale. Meloni su Antonini, Meloni, Galassi deve uscire, lo fa in scioltezza perché ha seguito con attenzione l'azione sin dall'inizio. Si va a destra, si torna da Galassi, l'appoggio è corto di Galassi, che probabilmente aveva visto che di fronte a Vulpiani non c'era nessuno. Vulpiani, Croce, il suo sinistro, è una telefonata però, col piede debole per De Bernardo che lascia lì a Cervini. Saltato netto Croce, Cervini sale, va da Meloni che allunga la difesa del Cottini, dando indietro il pallone ad Ammassari. Poi non si intendono i due, si intende invece col proprio fisico il numero 4 del Cottini, che riesce a dare avanti a Dorazio. Era Petricca, bravo nell'occasione. Antonini lascia proprio a Petricca. Croce, Antonini per Croce. Danilo Croce era già lo scorso anno nel roster del Cottini, così come Dorazio, che carica la botta De Bernardo con i pugni. E poi Ferretti, Scerrati,
Tajani su di lui, Scerrati si distrae e poi il lancio è molto vicino alla nostra postazione, quel cambio di gioco sbagliato di Ammassari che deve un po' aggiustare la mira. Croce, intervento su di lui, regolare, allora Antonini. Pisana che pressa molto alta, forte anche dei molti cambi in panchina. Qui Dorazio con una giocata straordinaria, la palla ancora per Dorazio, il velo De Bernardo, parata straordinaria. Vediamo giocate d'altissima scuola, vediamo il Cottini salire con un'azione straordinaria e un portiere parare in maniera altrettanto straordinaria. Abbiamo visto prima il tacco di Dorazio, poi il velo, è arrivato da dietro Croce, De Bernardo ha parato come fa di solito. Petricca la lascia lì a Croce, rientra Croce sul sinistro, il cross e di testa è la rete del vantaggio, il vantaggio del Cottini, segna Tajani, azione improvvisa, colpo di testa del 24, 2-1 Cottini. La concretezza, la solidità dei ragazzi di Pietro Filoso di fronte a una Pisana che stava giocando una partita eccelsa sotto molti punti di vista, ma che alla seconda disattenzione è punita con la seconda rete subita. Qui nemmeno De Bernardo poteva far nulla, una girata di testa in un fazzoletto di Tajani davvero bellissima, così come il cross teso di Croce che col piede opposto è andato a mettere un grandissimo pallone. Se Cotton Club Golbet ci aveva fatto sussultare questa gara per il livello di giocate finora espresse, non è certamente da meno. Ricci ci prova tra le braccia di Galassi. Croce, Tajani, torna da Croce, Antonini lascia Tajani che lancia lunghissimo dove c'è l'inserimento lungo di Volpi. De Bernardo si arrabbia con la propria difesa che non va mai a seguire l'uomo lungo quando c'è un minuto di recupero e la Pisana vuole sfruttarlo per spingere sulla sinistra con Ferretti, tiro rasoterra, stoppato dal limite, Ammassari va giù in area di rigore, per l'arbitro non c'è fallo. Battuto corto il calcio d'angolo dalla Pisana, pochi secondi al termine della prima frazione, quando Pace sembra caricare il tiro, cede poi a Ricci, dietro per Scerrati che calcia da tutte le posizioni, lo fa male anche stavolta però, direttamente fuori alla sinistra di Galassi, che rinvia dove Volpi va a contendere il pallone a Pace lungo, De Bernardo blocca e rilancia, manca pochissimo al termine del primo tempo, l'arbitro osserva il cronometro, palla giocata dentro, Vulpiani la devia, in fallo laterale, ha fretta di batterlo Ricci. Scerrati con un braccio, calcio di punizione per il Cottini e qui verosimilmente ci chiuderà una prima frazione giocata a ritmi impressionanti da due squadre che per ora viaggiano sul parziale di 2-1 per gli ospiti. Il Cottini Stabano Gome reagisce alla rete iniziale di Meloni, prima con Dorazio, poi con Tajani. Ci risentiamo nella ripresa. Bellissimi i primi 25 minuti, ci aspettiamo qualcosa di simile, semmai forse anche di meglio, dai secondi 25 che vedono la Pisana Calciotto partire in svantaggio di una rete in casa contro il Cottini Staibano Gome, che è stato bravo e forte anche mentalmente nel rimontare la rete iniziale di Meloni. Una Pisana Calciotto che ha ben giocato con la palla tra i piedi e che su due azioni fulminee del Cottini Staibano Gome è andata a subire prima il gol del pareggio di Dorazio dopo un miracolo autentico, il solito di De Bernardo, poi su una gran girata di testa da parte di Tajani. Tutto pronto per la ripresa delle ostilità, quarta di ritorno, 19esima di Serie A della Lega Calcio 8, Pisana contro Cottini Staibano Gome. La Pisana batte il primo pallone della ripresa. Cervini, Ricci, scusate, Cervini ora in possesso. Ricomincia da Pace, tutta nella metà campo del Cottini la Pisana sin dall'inizio. Ferretti va a crossare, c'è il rilancio lunghissimo del Cottini, deve correre Pace, ma arriva Volpi che ha provato un'ottima conclusione col sinistro. De Bernardo lo osserva uscire con lo sguardo e rimette ora per Cervini. In verticale Scerrati, Cottini un po' largo stranamente nelle maglie a centrocampo, quindi Meloni. Ferretti, Pace, lascia passare di Cervini per Ricci, finta secca di Ricci che se ne va fino in fondo, il rasoterra dentro e Galassi la tiene. Buona azione ancora della Pisana qui. Galassi
Il suo rinvio è su Navarra, il neo entrato lunghissimo centravanti. Non la può prendere De Bernardo, infatti Pace arriva a dargli una mano, giocando per Ferretti. Pace. Ricci. Avrebbe vicino Cervini, lo serve infatti ora. La pressione di Navarra non mette in difficoltà Cervini. Meloni con un velo non sappiamo quanto volontario. Finisce per servire Tajani, che va facile da Vulpiani. Croce. Gioca sempre a due tocchi, Croce. A sinistra ora. Tajani. Li chiamano tutti, il passaggio a Croce. Tajani si ferma, prova ad andarsene in un fazzoletto. Non è la sua giocata oggi. Palla fuori e la Pisana ricomincia a tessere la sua trama. Da Ricci. Cervini. Sale Cervini che subisce fallo. È una posizione buona per battere per la Pisana calcio a 8. Si avvicina. Scerrati, sono un po' tutte le sue mattonelle. Sappiamo essere un giocatore che tira meglio quando è molto distante dalla porta. Ecco Scerrati. Bomba deviata, Galassi in qualche modo, di fronte a sé forse anche una deviazione. Calcio d'angolo Pisana. Battuto fuori, dove attende Ferretti. Se la sposta sul piede preferito, va dentro da un compagno. Meloni la gioca fuori, poi Galassi sul primo palo. Sull'imbeccata diretta di Cervini, che non coglie impreparato l'estremo difensore del Cottini. Che rilancia. Volpi. Stop e protegge con maestria, andando da Tajani. Buon corridoio per Navarra che ha le idee chiare. Ce l'è anche Volpi che vuole andare alla conclusione. La tiene poi dentro in qualche modo, tornando dietro da Tajani. Non passa Tajani per l'ottima guardia montata dalla Pisana che riparte velocissima in contropiede. Scerrati. Finta il tiro a giro, va da Meloni. Non lontano da un super gol Meloni. Prepotente era stata la discesa di Salvatore Esposito, appena entrato in possesso sulla sua fascia. Si era fatto in men che non si dica praticamente tutto il campo. Ora il Cottini prova a rispondere. Vicino alla riconquista del pallone Cervini, ma Vulpiani. Va lungo Vulpiani. Navarra prova a tenerla in campo, riesce solo ad evitare la rimessa dal fondo, ma concede fallo laterale ai padroni di casa, che battono su De Bernardo. Ricomincia De Bernardo da Ferretti, che può scivolare lungo perché tarda ad arrivare alla pressione del numero 3 del Cottini. Il lancio di Ferretti è nel nulla. Daniele De Vecchis, eccolo inquadrato in primo piano, il numero 3 del Cottini, è il neo entrato a dare ossigeno sulle fasce dove la Pisana ha ricominciato a correre. Galassi. Navarra la spizza, ma è attentissimo Pace. Spizzata chiamata anche da De Bernardo. Ferretti batte velocemente la punizione, lo fa molto male. Volpi lotta con Ricci e fa fallo. Pace. Ferretti. Ecco De Vecchis in pressione. Cervini, messo in difficoltà da un compagno, poi Ferretti gioca di prima la Pisana nella propria metà campo. Cervini ha spazio per avanzare oltre il cerchio di centrocampo. Il velo di Esposito dal lato corto, poi un grande intervento difensivo di Tajani. E rimessa battuta su Scerrati. Dalla destra la Pisana con Ricci, Scerrati ancora dentro per Ricci. Buona idea ma non si chiude l'1-2. Occhio a Croce. Cambio di gioco di Croce su De Vecchis. Cambio, bene. Per dall'altra parte un compagno che da dentro a Navarra che si divora un gol già fatto. Era stato ottimo l'assist di Volpi, era stato portentoso il cambio di gioco di De Vecchis, è stato incredibile il gol divorato da Andrea Navarra che è tornato tra le fila del Cottini Staibano Gomme dopo aver esordito in questa stagione con code 272. Cervini. Appoggio largo, il cross, arriva in area di rigore, c'è la palla alzata dove poi Croce la mette di testa. Volpi ancora con il capo da Navarra che prova a farsi perdonare proteggendo questo pallone, allargandosi poi appoggiando indietro a Tajani. Croce, Tajani.
Navarra. Di nuovo da Tajani. Addosso ad Esposito, che riesce a guadagnare rimessa laterale in questo caso. Filoso chiama posizionamenti più bassi dei suoi, che infatti retrocedono perché la palla ce l'ha Cervini, che dà a Meloni. È venuto a prendersi il pallone molto basso Meloni. Ferretti. Ad accentrarsi Ferretti dal proprio centravanti, che offre a Ricci. Difficile trovare varchi nella difesa del Cottini, allora Cervini. Ferretti. Scava palla, poi buono l'appoggio per Scerrati, di nuovo Ferretti. Ricomincia con pazienza da Pace. Tiene il possesso la Pisana, Ferretti. Lungolinea dove controlla Esposito, Salvatore Esposito non riesce ad andarsene di fronte a due uomini che gliela mettono fuori, quindi Ferretti con la rimessa. Scerrati dalla grandissima distanza, un tiro d'esterno che va scendendo, time out, chiamato dal Cottini, ne approfittiamo per una piccola pausa. Davanti Scerrati, esterno Pagini. Cerro, rimani dove sei. Manna Sciascia. Vabbè, oh, Sciascia. Fai 10 minuti. Giunge nel frattempo la notizia che Emmers FG Consulting contro CJ non ha visto il triplice fischio del direttore di gara perché è stata fermata prima, sospesa perché non c'erano le condizioni per continuare la gara. Ma qui c'è un match da giocare al Ciriaci. Siamo 2-1 per il Cottini Staibano Gombe in casa della Pisana, calcio 8. È una bella gara che forse ha abbassato un po' i suoi ritmi nella ripresa, ma che ha visto la Pisana di Di Pasquale andare avanti per 1-0 e poi il Cottini Staibano Gomme di Pietro Filoso e Francesco Staibano tornare in auge e rimettere in piedi una gara che era difficile già in partenza. Navarra. Da De Vecchis il lunghissimo cross, praticamente sul terzo palo. È entrato ora dalla panchina il numero 7 della Pisana, vale a dire Manuel Pagliuca, insieme ad altri interpreti che andremo mano a mano a scoprire. Di Pasquale vuole ruotare le energie, vuole ossigeno in campo fresco per dare lucidità a un possesso che la sua squadra ha tenuto per buona parte della gara. Qui lotta il numero 4 del Cottini, Petricca. C'è l'assist del numero 13 per Scerrati. Galassi blocca in due tempi senza problemi. Lungo lancio col sinistro. Ferretti. Dal numero 13. Ricci indietro da Pace. Lancio lungo dentro per Scerrati, intelligente il movimento del 14, un po' impreciso. In lunghezza l'assist da dietro di Pace. E Cottini che riparte. Tajani. Petricca. È uscito Vulpiani che aveva corso moltissimo in campo per chiudere tutti i varchi e c'era ben riuscito. Al suo posto dentro Pascucci, qui nel frattempo il controllo di petto, l'azione veloce tentata dalla Pisana nella metà campo del Cottini, ma Pascucci entra in possesso. È lucido nell'andare da De Vecchis, che sceglie come al solito Danilo Croce, ancora De Vecchis. Azione tutta di prima del Cottini, Tajani servito da Navarra, indietro per De Vecchis. Troppo elaborato forse, ma impreciso comunque De Vecchis. La tiene col fisico Esposito, dietro dal numero 13. Potrebbe addirittura caricare il tiro, invece vuole andare a destra, ma c'è l'errore. Dorazio per Croce.
Tajani gioca ora a destra e va da Danilo Croce. De Vecchis, scalato centrale, Pascucci, male, Scerrati solo per un attimo, De Vecchis rischia il Cottini, Croce sale, andando a destra da Tajani, sempre preciso Tajani da De Vecchis. Navarra, toccato da dietro Navarra, non c'è fallo, allora il numero 13. Col pallone in verticale, l'anticipo imperioso di Petricca, che va poi al tiro, lontanissimo dalla porta di un De Bernardo, che nella ripresa non è mai dovuto intervenire in maniera decisa e decisiva. L'aveva dovuto fare praticamente una sola volta nel corso della prima frazione, ma sulla ribattuta di quella gran parata c'era stato poi il tap-in dello stesso Capitan Dorazio, che aveva messo sull'1-1 una sfida poi indirizzata dalla parte delle Cottini, da parte di Tajani. Ricci nel frattempo, direttamente da Giuseppe De Bernardo, chiama calma dalla panchina di Pasquale. Pace dal numero 13 che sale, è pressato da Navarra ma riesce a tenere fisicamente, rischia qualcosa poi lungo la linea del fallo laterale, la tiene in campo in qualche modo, continua sempre lui nel cerchio di centrocampo, l'assistenza a Scerrati che deve allargare da Ricci. Converge Ricci, ne ha due addosso, Scerrati col tacco, dentro, grande azione della Pisana, Meloni va giù, gli arbitri fanno proseguire, grandi proteste a bordo campo. De Bernardo, Ferretti torna dentro, palla al numero 7 al lato corto dell'area di rigore, l'assist dentro, fuori, raccoglie Pascucci in una situazione non facile, Pascucci. Con calma olimpica col tacco addirittura dietro da un proprio compagno, ancora Pascucci. La sposta, intervento su di lui poi di Meloni, scusate di Esposito. Calcio di punizione per il Cottini. Era andato veloce sulla destra Manuel Pagliuca prima, scambiato bene con Ricci, intervento da rivedere quello in area di rigore. Crediamo su Salvatore Esposito. Lungo sul petto di Navarra, Esposito, Piccolo, Ferretti. Piccolo ha un po' cambiato l'assetto della Pisana dal suo ingresso e qui prova a destreggiarsi, ancora Piccolo. Bene da Esposito, rientra sul piede preferito, un rimpallo favorisce Piccolo, palla che rimane lì, Cottini che lotta, riesce ad uscirne, poi con un buon contropiede guidato da De Vecchis. Sempre De Vecchis. Ha la salita di molti compagni, sceglie Croce con la punta De Bernardo in calcio d'angolo. Pascucci dal corner, va raso terra sul primo palo, Piccolo ha letto in anticipo la situazione e va a rilanciare dove Scerrati lotta e vince il contrasto con De Vecchis e poi rimontato da un avversario, il fallo laterale non c'è perché c'è fallo per la Pisana. Manuel Pagliuca, Ricci, arriva dietro anche Ferretti che è mancino a far valere le proprie ragioni. Tanti tiratori per la Pisana Calciotto, Galassi lo sa e va a porre con estrema attenzione la barriera in un momento cruciale della gara. Superato il quarto d'ora del secondo tempo, il Cottini Staibano Gomme è in vantaggio per 2-1 sul campo della Pisana Calciotto che si appresta alla battuta di questa punizione. Il calcio teso sulla schiena di un giocatore del Cottini, rinvia malissimo Navarra ma è comunque fallo laterale. Scerrati. Inizia ad aver fretta Scerrati e va dentro. C'è lo stop di Ricci che gli ridà una palla veloce, difficile da controllare. Bravo Scerrati nello stoppare, l'andare da Manuel Pagliuca. Si riparte da Pace, vicino a sé Piccolo, ma il lungo cambio di gioco di Pace incontra lo stop di Ferretti. Poi proprio Scerrati non si intende con Piccolo, rimessa laterale per il Cottini che può respirare e far salire il baricentro quando siamo quasi giunti al 17° minuto nel corso della ripresa. I ragazzi di Pietro Filoso dimostrano con grande solidità qui in casa della Pisana
di riuscire a subire poco anche di fronte a una formazione affamatissima di vittoria come quella di Di Pasquale. Tajani, De Vecchis, è salito vicino a noi a gustarsi gli ultimi minuti di gara Manuel Opara. Qui la trattenuta su Navarra non è fallosa, quindi De Bernardo. Piccolo, la porta Piccolo sulla pressione di Navarra, va a lungo dove Croce può intercettare. Allora Pascucci può correre, 2 contro 2 del Cottini, attenzione a Pascucci, finta il tiro, arriva quasi al limite, calcia addosso a un avversario e poi De Bernardo praticamente stoppa e rinvia in un solo intervento. Scerrati da Pagliuca, palla in fallo laterale. La Pisana è salita velocemente, c'è Piccolo che ha un po' di spazio per pensare, va da Ferretti. Sposta palla su De Vecchis, lo salta netto Galassi, miracoloso sul tiro di Ferretti. E se avevamo visto portieri straordinari nella prima partita, l'abbiamo già detto, non sono da meno questi. Da una parte De Bernardo, dall'altra Galassi, qui calcio d'angolo ad uscire, ribattuto fuori. Ricci va a terra sull'intervento di Pascucci, l'arbitro vede, dà calcio di punizione alla Pisana. Siamo con un pesante ritardo sulla tabella di marcia, ma dato naturalmente dal quarto d'ora chiesto per il big match precedente, interviste che si sono prolungate, inizio anche di questa gara, con leggero ritardo, ma vale la pena anche di subire il gelo del Ciriaci fino a mezzanotte per vedere giocare oggi la crème della Lega Calcio 8. Se escludiamo Roma Calcio 8 Checco dello Scapicollo in svolgimento, ma crediamo già terminato in quel dello Stella Azzurra. Intanto Scerrati controlla il piazzamento dei 3 in barriera messi da Galassi, che ha anche il problema di un uomo che lo disturba. Scerrati la botta, una deviazione di fronte a Galassi. Era stata di un giocatore della Pisana Calcio 8 e quindi rimessa dal fondo per il Cottini, che ha rischiato l'impossibile in questo caso. Fortunato sul rimpallo Galassi. Lancio lunghissimo su Navarra, De Bernardo può controllare, ormai il Cottini rilancia, non va nemmeno a raccogliere la sponda possibile del proprio attaccante, che è a tutti gli effetti l'unico uomo nella metacampo avversaria. Avversari che ora salgono, Pace che scava con poca precisione su Pagliuca, infatti il Cottini con una buona pressione recupera e conquista anche fallo con Pascucci. Ricomincia! Non devo mica forzare per forza, Giocala vicino, non la buttare! Lì nei pressi Petricca, Filoso vuole un pallone corto, infatti si avvicina Croce, Petricca invece la gioca in verticale, Navarra non può controllare, palla regalata a De Bernardo. Imbufalito Filoso sotto la nostra postazione per la cattivissima gestione di quel calcio di punizione. Ferretti va da Scerrati. Il tacco di Scerrati coglie impreparato anche un suo compagno di squadra, poi contrasto violento, prova a tenerla in campo Esposito rischiando il crociato sotto la nostra postazione, ma è fallo laterale per De Vecchis, che batte ora su Croce. Come al solito Croce calmissimo quando c'è da gestire palloni tesi a centrocampo. Pascucci prova una gran giocata, non passa. Piccolo allora, lungo da Scerrati che lascia rimbalzare, dove Galassi interviene addirittura col petto e guadagna secondi preziosi perché mancano meno di 5 minuti al termine della gara. Il Cottini sta Stefano Come avanti per 2-1 in casa della Pisana. Navarra, intervento su di lui, tutto regolare, allora Esposito. Altre trattenute, Croce dietro per Tajani, che calcia più lontano che può. Ed è anche fortunato poi. Un uomo velocissimo fuori dal campo a impedire che il pallone scorra verso gli spogliatoi, crediamo sia Pierluigi. Sale a destra Ricci, ha spazio per la sua falcata, è rapido e anche toccato da dietro da Navarra, calcio di punizione. Sembra essere rientrato apposta per battere questo calcio di punizione. È il numero 8, vale a dire Ruggero Ammassari. Che però se ne va e lascia Piccolo.
Parte Piccolo. Bomba di Piccolo, palla che non si abbassa, assolutamente nessun problema per Galassi. Per far ridisporre i suoi in avanti e rinvia per l'onnipresente Croce. Navarra lotta con un avversario, Ferretti riesce a dare a De Vecchis, poi Croce lucido nel dare ancora a Navarra, da lì può andare in area di rigore, Navarra con la suola, Navarra ancora, l'appoggio dietro, arriva De Vecchis, salto sulla traversa. Quindi De Bernardo, che non ha dovuto intervenire, ma probabilmente ha corso uno dei primi pericoli di questa ripresa che sta avvolgendo al termine. Cronometro che corre per la Pisana, che ha molta fretta di portarsi nell'altra metà campo, troppa quella di Piccolo, che dà una palla in verticale, non ben controllata perché imprecisa. Manuel Pagliuca abbandona il campo, nel frattempo rientra Meloni, Di Pasquale prova a ridisporre le proprie forze per l'ultimo assalto. Piccolo dentro, un rimpallo in area di rigore, Esposito poi a Massari, serve Galassi. Galassi rinvia, lasciando in aria il pallone per più tempo possibile. Fallo di Navarra secondo l'arbitro. Ricci. Salta netto Pascucci, Ricci corre velocissimo sulla destra, converge, poi Ricci, c'è Piccolo al limite, stoppa, perde il tempo per il tiro, poi lo fa partire! Piccolo, un gol straordinario, non l'abbiamo vista partire nemmeno noi, Galassi non la poteva prendere, 2-2 della Pisana Calcio a 8. Ha sussultato anche Manuel Opara vicino a noi, una bordata imprendibile, quella di Piccolo. È uscito sconfitto ma con tantissima dignità dal big match di prima, si sta gustando quest'altro big match, è una partita straordinaria che ora il Cottini vede però rimessa in gioco, in discussione. Navarra vola su un intervento di un difensore della Pisana, si prosegue a giocare Esposito, entrata poi Piccolo, Galassi perfettamente piazzato, non con grande stile ma palla fuori, fallo laterale. Piccolo ancora, ha cambiato lui la gara da quando è entrato e continua a portare la croce per i suoi. Ferretti, dietro da Pace, finale di gara convulso, mancano 30 secondi, forse un minuto alla segnalazione del recupero, quando Ricci converge, male offrendo praticamente a Capitan Dorazio che è rientrato dalla panchina ad Armanforte. Ferretti, Dorazio che pressa tutti, Pace lo elude con una buona finta, poi cross a lungo sulla sinistra, Piccolo può stoppare, dare al limite a Massari, controlla in palleggio a Massari, vince un rimpallo, la dà fuori a Ricci, l'intervento di Pascucci, poi Ferretti, il suo sinistro, squadre che si affrontano molto fieramente, con tanto fisico, tante giocate, tanto coraggio. Un pareggio finora giusto. Galassi lungo sul petto di Ricci, sale Ricci, assista a Meloni, il suo tiro tra le braccia di Galassi che attendeva lì il pallone. 30 secondi alla segnalazione del recupero, quando Galassi rinvia su Pascucci, Pace la chiama De Bernardo ma Pace non gliela lascia, fa infuriare anche la propria panchina, poi Ricci prosegue la sua corsa direttamente fuori. Direttori di gara che hanno inaugurato già nella scorsa gara questo tipo di arbitraggio, una direzione all'inglese, 2 di recupero al termine. Quando Dorazio la lascia lì colpevolmente, Piccolo male per Meloni che non controlla, allora il Cottini sulla sinistra, Esposito porta via un gran pallone e si invola sulla destra. Esposito è molto veloce, costretto a fermarsi e a tornare sui propri passi andando da Ricci. Ricci ancora da Esposito, entra in area di rigore, Esposito dentro, il salvataggio sulla linea di De Vecchis, incredibile. Piccolo, Ricci danza sul pallone e cade a terra, calcio di punizione per la Pisana. Manca poco al termine, forse quelli di Di Pasquale stanno volendo la vittoria, più del Cottini sta Ibano Gomme che sta difendendo la propria imbattibilità, sta difendendo la propria striscia di risultati utili consecutivi che su un campo così difficile, contro un avversario così agguerrito, sembra essere comunque già un gran risultato per una squadra che non vincesse il Checco, rimarrebbe comunque sul podio della Serie A. Si sente di tutto da qui sotto.
Era stata la stessa cosa nel match precedente. Ferretti! Occhio! Ricci o più verosimilmente Piccolo. Una bordata di Piccolo ancora altissima. Galassi vorrebbe un rinvio lungo. Non ha nessuno che si muove però sul fronte offensivo. È costretto a ricominciare. Corto da Petricca. Galassi. Rinvia basso, De Vecchis. Piccolo, una deviazione. Ferretti la rigioca lunga. Il colpo di testa di Petricca. De Vecchis la lascia a un avversario. È Ricci. Ancora un dribbling di Ricci che va con la punta. Rimessa dal fondo. Galassi. Di testa Ferretti ad anticipare. Croce. Ancora una gran giocata di Croce in mezzo al campo. Trattenuto quando arriva il triplice fischio del direttore di gara tra Pisana Calcio 8 e Cottini Staibano Gomme. Una partita bellissima. Termina 2-2 al Cirieci.